Galeano. Silenzio. 391 Galeano. 391. 319 Salvati. È finita così a Preganziolo. Paolo Galeano si riconferma sindaco e lo fa già al primo turno, battendo la candidata del centrodestra Valeria Salvati. Staccato di misura il candidato della civica Preganziol Viva, Cristian Badin, che comunque guardava al centrodestra. Questi comunque i numeri per le 15 sezioni di Preganziol. Paolo Galeano si attesta al 52%, staccando Valeria Salvati che raccoglie il 44% delle preferenze. A Badin il restante dei voti. Soddisfazione da parte del sindaco riconfermato, che spiega così la sua affermazione al primo turno. 5 anni di lavoro pancia a terra a servizio della nostra comunità. Sconfitta che brucia in casa Lega, dove si sperava che il traino nazionale di Salvini e soprattutto quello regionale di Zaia riportassero, dopo l'era Marton, chiusa nel 2014, la Lega alla guida di uno dei comuni più importanti della fascia attorno a Treviso. La differenza, secondo il sindaco Galeano, l'ha fatta la concretezza che continuerà anche per i prossimi 5 anni. Dalla responsabilità che ci danno i cittadini con questo risultato strepitoso a seguito delle elezioni europee che ci avevano dato questo esito ovviamente poco confortante.